When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a gay tarantella. When the stars make you drool, just like a pastifazool, that's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Scusa. Ti confesso, caro Peppe, che di quando ne uscivo dentro alle case delle mie figlie, io mi sento meglio. Mi sento un picciottello, un mese da una, un mese da un'altra, a posto di coccolarmi se ne fottiano. Cosa di tutti, eh? E poi si volevano mangiare la mia pensione, vede? La mia pensionetta. Ma io faccio squattro però. Me ne viene alla mia casa. No, non faccisti. Solo. Ora mi sento ringiovanito, ringiovanito. Rincoglionito. Sì, io sogno rincoglionito, ma tu sei fuso di nome e di fatto. Alla metà certe cose non la vista a pensare più. Bravo. A me, caro amico mio, io mi voglio passare la vecchiaia come se fosse ancora un giovanotto. Mi voglio trovare una compagnia per. Ma che ci può fare? Non capisci che la vecchiaia è brutta e quando arriva per tutti. Sai che ti dico? Fa come mia, resta solo. Non mi voglio maritare, non ne voglio grattacapi. Che dici? Scapolo poi, scapolo. Io mi sento ancora nel fiore della gioventù. Io voglio ancora di sentirmi mascolo. Vero. Mascolo con la M maiuscola. Mi sento un poco di intrape. Io voglia di nascere le mie spiriti bollenti. Te non ti puoi immaginare come sono bollenti, sa? Bullano meglio di un timbro. Alla posta ti può impiegare. Mi sento un poco di intrape. Per me una compagna ci vuole, avanti. Ma che compagno e compagno, non capisci? Non comincia a capisci per le sorti. C'è spartire la proprietà, devo fare sciarriare. Poi ti fa sciarriare pure con i tuoi figli. Ma calmare le mie desideri, ci va a pensare io però. Beh, di quando moriva la buon'anima di mia moglie, Pace all'anima, so. sogno asciutto, secco, Un nozzolo. però lo sangue l'ho sempre caldo per. Io voglio mettere un annuncio in capo al giornale. Nella cuore solitari. Cuore solitario. Mi cerco una compagna. Ma voglio entrare, manco una uccia d'aria. Una uccia d'aria. Ma proprio vero sta funnendo. Io sto funnendo. Ah, perché non te la cerchi pure tu, per? Ma così facciamo la gara, che fa meglio l'amore, per? No, perché tu la testa si dette. Questo è vero, fuso, va? Sì, mi funne vero. Ma perché non voglio stare solo, per? Io voglio l'amore. Che vuoi fare per mia? Piano, calmati gioia. Faccia racio e frena. Pezzo di cretino, veramente dico, se tu resti solo, a quello lasciare queste sorti, te le porti nella tomba e poi te le mangiano le verme, Tu pensa... Io a scrivere un annuncio per il giornale, anzi, Scriviamo un annuncio. poi ce lo lasci tu stesso
E alle mie figlie tu non ti a dire niente completamente, sì, e non l'hanno a sapere un anno prima del matrimonio, Qui c'è taccete che ci stanno, un famiglia. Sì, dolore reumatici sono, Minuto, ti piglio la carta. Non si scordano. E la penna. Aiutami Peppe. Sogno tutto pittia. Scrive. Giovane simpatico. Prego, aspetta. Giovane simpatico. Perché è un sogno simpatico? Simpatico, sì, ma giovane proprio. Scrive. Giovane anziano cerca. Senti, da convincere, o sei giovane o sei anziano. Ma sei camorroso però. Signor Camorroso. Anziano. Anziano. Di bella presenza. Anziano, di bella Presenza. presenza. Alto, biondo, con gli occhi azzurri. Il principe della bella favola. Anziano. Anziano. Di statura non troppo alta. Non troppo alta. Cerca compagna per eventuale sviluppo. Dai, che vuole fare? Ma sei camorroso vero? Anziano. Anziano, di Di bella bella presenza. Vedovo. Vedovo. Con moglie defunta da anni. Vedovo con moglie defunta. Con moglie defunta. Ne conosce tu vedovo? Vedi che me la scrivo io, No, vedovo con moglie presunta. Anziano. Anziano. Di bella Di bella presenza. Vedovo. Vedovo. Di bella presenza. Di bella, ma ci tieni proprio, di bella presenza. Sistemato. Sistemato con le feste. Con ottima pensione. Un'ottima pensione. Cerca vedova. Cerca vedova Di compagnia. di compagnia, Con il sangue Con il ancora sangue. che ci bolle nelle vene. il sangue che ci bolle. Per vivere Che ci bolle. insieme. Vedi che so come lo faccio fare chi so. Chi è che decisi? No, per lo sanno i tuoi figli. È quello che ce la va a dire alle mie figlie, che ce la va a dire. Ce lo potessi tu dire tu? No, io un po' di panza sogno. Sì, e non vanno a sapere, ti disse ogni anno prima del matrimonio oggi. Senti Carpore, con tutto questo papello che mi facesti scrivere e queste cose che vuoi fare, ti sta dando una zapponata nelle mani. Accapponata nelle mani. Accapponata. Ma che dice, che dice? Queh! Dottore, Oh, Madonna. pensavo che era tu solo. A me ogni volta ti trovo con tua compagna. Mamma ti trovo solo. Preferisce la sua compagnia. Ogni volta che Ma- mi a chissà, picciotti, si arrefredda l'uomo sangue, si arrefredda. Compare Peppe, non avete che fare. Se permettete ci avesse a dire due parolette a Torino è di una certa intimità. Muovete Peppe, un tenere Peppe. Chi c'hai a aspettare? Forza! Peppe, non me la sale. Peppe, ammonine! Peppe, non me la sale, Peppe. Peppe, o te ne va o ti lasciate! Che madame andata all'ospedale a mia! Ecco tutti gli bollenti spiriti che ha! Vedi che caffè, ma chi è? Bollente spirito che vedono fantastici. Fammi vedere. Fanno vedere la vita. Che cosa c'è? Allora, Che cosa ma c'è? ci pensassi di ti maritare o vorrei stare sempre senza una compagna? Ma dimmi una cosa, non ti faccio un effetto un po' cusciano? Sì, mi fa veramente un effetto strano tu Ma cosa. perché non ti fermi? Che ne usciti, sì. Quando sono uscito mi manca l'aria, mi manca. E ti la sogno io, l'aria, che sogno meglio di una finestra spalancata. A me mi piace l'aria di un barcone. Dello barcone, Torre. Oh, Torreddo. A Talia che bello barcone che c'è qua. A chiucciorito da così. A fermati,
Mi sta scappando la Pepe, mi sta scappando. Aiuto io! No! Perché quando viene tenuta non piscia ciò. Figlio di buona madre, quando che ci vai appresso e io si vuole maritare con un altro. Ah, poi mi dice che non si vuole maritare, che ci dispiace per sua moglie. Sì, sì. Ah, tu riduzzo, e te la comino. O ti mariti con mia o con nudo. Tanto che se me lo metto a posto sicuro. Sì, sì. Basta che bene. Torre. Sa. Ti volevo dire che io ti ammiro per certi versi, che pensa a tua moglie, che non ti li annuggio, che annuggio ti fa chiamare lo sangue in testa. Ormai alla metà lo sangue non mi arriva manca le pede, figuriamoci in testa. Da meschina di mia moglie. Non se lo merita che io stassi in compagnia. L'amore è uno solo nella vita. Certo Uno. che a Camora ti sta vedendo di quando ci fusti affezionato e sicuramente sta piangendo. Certo che sta piangendo perché le morte vedono peggio che le vive. Sì, sì. Comunque, a Camora me ne voglio, però non mi rassegno, no, Tore. Poi venire. Ciao. Chi ci venisse una pipì tanta la lingua ci avesse a venire. Meno male che Peppe si è portato il biglietto, ma se no se lo trovava Ida. E dire che è comare di mia moglie. Ah, Carmela, bella comare che via tu, Però tu lo vedi che io sogno forte, congecato nella tentazione. Chi è che dici? Cucchini da lontano sì e con le vicinette no, non ti preoccupare, non ti preoccupare. E lo sai che ti dico, vai a pigliare la pensione. Comunque cucchini da lontano sì e con le vicine no. Va bene. Sopino, quando aspettare la posta voi? Sta così. Ciao papà. Ah, chi? Le mie figlie? Ma che camminata a due come le carabiniere? Sì, come le pompiere, che sta facendo? Perché ci vede di strano? L'ho letto sistemato là, una roba a lavare, lenzuola, tovaglie, niente? Tutto a posto. Tutto a posto. Che dici? Ti prepariamo un poco di mangiare? Non vi preoccupate. Di quant'ave che ne scivo delle vostre case mi sento un altro, mi sento ringiovanito. E che vuol dire? Che te la passava tu tinta? Tu veramente decidesti di ritini? A mia, non mi pesava tu, no? Pesava, tu manco avviato la pranza, ti la cattassi piuttosto. Me la cattavo. Vedi che pure Tagliero ti rispettava, che se lo può dire, Ammazza quando mi rispettava. Io niente mi scordo. Ma cattassi un matarazzo ortopedico, la poltrona, la televisione, quando capissi che le sordigelle ce le metteva io. Comunque io ora sogno alla mia casa e io mi sento ringiovanito. Ognuno ha le sue abitudini, avanti, va. Si vede che sei tiso. Ma vero, pure in giardinaggio era tiso. Tonni che poi faceva la scena. Ma vero. Ma insomma io mi volessi ir a pigliare la pensione ora. Oh, se è possibile. Ma già 2 mesi passarono e manco ci pensavo. Sì, manco io mi ricordava che era un 6 anni. A
pigliate bello, tacciate fosforo, pigliate bello. Facetelo travagliare te, che so che bene. Ma? E le bustera, l'altra cosa se le scordano, io ho una pensione no. Ascolta papà, nel frattempo noi ti aspettiamo, prepara queste robe che te le lavamo nella lavatrice, va? Passaro già domenica. Ma io? A pensione ora ogni mese la donano. E fino dentro me quando ci pare. Signore. Non ce ne c'è niente no. Te ne dona, che c'è, te ne dona? Non lo vedo. Pigliate queste cose e poi chiudete la porta. Cammina. Papi a pensione. Anzi, da casa. Ave qualche 4 mesi con ne una manco 10.000 lire. Ecco, lo sa ancora quando mi restare senza pigliare niente. Ma io lo stai vedendo strano. Ma lo sentiste come era profumato? Lo sentivo. Sa che capivo, sparte, che si accatta lo profumo e dopo barba chi di marca? Chi de ma? Ah, come? Ma? Che dici? Te le porti tu se lenzuola stavolta? Me le porto, te le vai a piglio va, e subito pigliale, sì. vengo, va? Ma? Vuole fare lo picciutteddo, aspetta. Ma io? Ma? Gesù! San Giuseppe morta sogno, un preservativo! Ma che va a fare? Oddio! Mamma mia, mi pare vecchio! Ma non credo che abbia una paradanni che ca... San Giuseppe, io non ci credo che se la catta ora, ma che va a fare? Ah, Giulia! Chi è, Regno? Vieni, raccogliti. Chi è? Chi c'è di grave? Chi c'è? Che succede? Da lei che trovavo? A me mi pare vecchio. Che dici? Vecchio? Ma che dice? A me mi pare fresco! Oddio! Ma non è che si porta qualche femminazza ingia, si la marita e ci scippa le sorde, la proprietà e naggio, lo sa come arrestammo? Come le baccalà! Giusta, ma stare attento là solo. San Giuseppe, morto solo. Ecco c'è. Salutiamo, signora Cavalla. Signora Cavalla, ti dico sempre che mi chiamare Olga, no? Per cognome. Ascoltate, vi avete trasferire, avete nascere a vostro padre. Ebbene perché è giusto che la sapere. Che cosa? Però, ascoltate, io non lo faccio né per cortigliaria e manco per rapportare. Ve la dire? Chi? Vostro padre? Chi? Si vuole maritare? Ah, chi, signora Olga? Che dice? Ma che ce le conta ste fissarie? No, sono sicura di chi dite. Ma di qui, ma non lo vedete? Di come arzillo, di come si profuma, di come si veste, di come... Signora Olga, le gente parlano assai. Signora Olga, lei va a sapere una cosa. Mio padre si atteggia così, ma non ce la fa che niente, ce la fa. Vero? E come mai ogni tanto si accatta di cose? Forse che pensa a qualche avventura e si li tieni d'intra. Ce la fa. E lei come lo sa che si accatta di cose? Mi innadunavo di sta finestra, che pare con me niente, ma vedo le pila di tutte e soprattutto che di vostro padre. Maggio. Può essere che avrà ragione. Apri sta mano, facci vedere che trovaste, faccelo vedere. Sicuro, faccelo vedere. Mamma mia, mi pare vecchio. Ma non credo che avete quando c'era già buona arma di memoria, come gli a finire tinta. Vecchio. Ah, quale vecchio è vecchio? Chi su? Frisco è? Che sta già? Sì e no? Può avere una decina di orna. Siete bello. Ma di marca buona chi sei? Ed è resistente. Ascoltate, se in ogni pacco ce ne sei. E fino a 3 anni fa costava una decina di mila lire. Ora a me ci sentivo dire che crescere. E sparte? Ma un gusto che si sente come chi
chi di una volta. E perché giustamente una quando se la va a cattare di marca buona, Signora Olga, ma lei è più pratica di un'altra. E da buona arma di mio marito, usava sempre che si ca. E ci mandava a me a cattarle. E mi affrontava, iva alla farmacia e ci diceva un pacco di sacchetti di plastica piccoli. Madonna. Comunque può essere. Ma che si vuole maritare non ci crio, va, potete dire non ci crio, non ci crio. Non ci crio. Manco io. Sai, allora possiamo consumare. Facciamo una bella cosa. Che c'è ora? Leggiti. Madre mia, ma che è pazzo? A cosa vuole mettere? Giusto, meglio una cacanusce. Ascoltata mia, che sono allecciata per queste cose, Sì. che mi informo sempre. Quando uno si rimarita, ci tocca lo 50% di chi avevi, siamo consumati, te l'hai detto. E io lo so che ti dico, la solo, che no, non potevo rischiare. No. Ascoltate. Andiamo a fare un patto. Vi aiuto a mettere il bastone fra le ruote. Non mi preoccupate che non voglio niente, né pensioni, né terreno, quelle sono tutte cose. Perché padre, non lo sapete, no, di quanto chi ci vai appresso. Signora Olga, mi dicesse la verità, ma con lei mai niente è succeduto? Chissà la mia disperazione, proprio chissà, non è succeduto mai niente, che mi ha rifiutato sempre. Ma tu che pensi? Ah, se no, che stura! Ha voglia di trasferire da farmacia a cattare sacchetti di plastica piccoli. Comunque. Ascoltasse a mia, signora Olga, questo biglietto non lo teniamo oggi. Però lei non va a sapere niente, No. Ah. Sì, facciamo così. Almeno ne consoliamo a vicenda. E poi, il 12 che si sente fuoco. Io sogno paglia. Vedi dopo da domare. La voglio vedere tutta. Comunque, più ora me ne vai, mi raccomando però. No. Mi raccomando, reggetemi lo occhio. Arrivederci. Sì. Ma come mamma fa? All'inverno sempre. Ascolta mia, aspetta che queste me le servo, che poi ce lo dico io. Sì, sarbale. Non ci facciamo capire niente. Ora parliamo con Santo, parliamo pure con le marite. Perché pure io devono essere d'accordo con se maritare. Ci mancasse che Tranne che sua moglie Donatella non fa la furbarella. Solo questa ne manca. Ascolta la soro, non potremmo rischiare di perdere questi 4 soldi che aveva salvato. Ora, dopo tanti anni di sacrificio, arriva una che ci lava e ci stira e ci piglia la metà. Te lo dico io, che isso non succede. Ah, vero. Sai che ti dico ora, che a cercare di portare Nillo in già. Prima se ne va ridro, ora noi lo portiamo in giornata con il nostro piacere. E pazienza, la soro, un po' di sacrifici. Prima lo facevamo senza che lo volevamo, ora vedete? Ah, vero, ma in già non portiamo, non ti preoccupare. Ogni volta a me c'è aumentare la pensione la diminuiscono. Come mai, papà? Che ne saccio io come mai? Comunque, natriniamo e più tardi veniamo insieme al santo. E gli vengo come marito. Pure io vengo come marito. E com'è che pensassi di venire tutti insieme là? Dici che a vostra condividono. Paroccia da dire alle vostre marite che la pensione è della Calaro, Senti che a chi non ci interessa niente, anzi, se non ti basta che tu parli, che noi ti diamo una manuzza. Sì, papà, basta che parli, che lo sapevo che anche che uno è solo in giuingia, di sardo non basta nulla, lo sapevo. Vabbè, ma tanto tu non sei uno che basta stare solo. Sì, solo. Solo voglio restare io. Andiamo, ci vediamo dopo. Ciao. Ciao. Va a fare una sorpresa. Solo. A me lo sanno mangiare mecine e devono cagliare restare solo. Zede, ce l'ho tu.
Speriamo che venisse una bella ragazza. Ragazza, insomma, signore me. Ragazza proprio no, ma una bella femmina però. Ciao. Assettate, Ci sta l'agenzia? Ce lo portai, ce l'ho biglietto, Ce n'erano vedo che aspettavano, Tore, seduti. Che me lo scordavo lo biglietto. Come che te lo scordai? Ma che dici? Che sta dicendo? Un'altra volta. Ma vero fuso sì? Vabbè, sogno fuso del nome, ma ti posso dire, assicurare che me lo scordavo qua. Che ti venisse un centupede in la panza, Sì, immagino. Ma di qui, va. Ma io in capo al tavolino non metto niente, Tore, come dici niente? Ti dico che era qua e scriviamo un'altra volta, che può fare? Non caire. Che scrivemmo, che scrivemmo? Quando tenissi, qua non c'era niente, Dici tu, io posso assicurarti che lo lasciavo in capo. No, Io pensavo che tu già te l'avevi portato e che già l'agenzia l'aveva notato perché già mi sentivo accettato. Senti che mi pare. Lo scriviamo un'altra volta e ci lo porto subito. No, che scrivo, e se lo trovano là, no. Io sono sicuro che lo biglietto era. Cercamolo. Chi cercare? Cercamolo, Caera. Non c'è niente. Ma A re lo potremmo scrivere. intanto Gesù. Che ci fu? Chi è? Per fine di cosa sperare? Due cosa chi? Lo discussione ci metteva la banana. La banana! Chi è? Scrivemmo alla re, avanti. Aspetta che ti piglio la carta. Forza, scrivi. Kai. Va, scrive, Tu io scrivo. Detta, per favore, ma manco sai ciò che c'è. E ancora non lo scriviste tu? Andorra. Anziano. Non troppo anziano. Non troppo Con buona pensione. anziano. Vedovo da anni, ma sempre arzillo. Sempre arzillo. Sempre pieno di amare. Arzillo. Pieno. Sempre pieno di amare. Cerca donna, Cerca anche vedova, anche vero. Donna, ma non troppo anziana, ma non troppo anziana. che sia Arzilla, disposta a rimanere disposta. sotto il tetto coniugale Sotto il tetto coniugale. e sotto il letto coniugale, Ma manda a Pauletto però. Da Pauletto ma. per vivere Per vivere insieme disponibilissima, con due S. anche G, di amare. Amare. Essa è allora ciò sia possibile. E chi sta sulla Metterci un poco di virgole, un indirizzo e portacilla. Forza! Sai che ti dico Torì? Che prima di portare i Cilla, passo nelle Leone ci faccio 4 fotocopie.
così non c'è pericolo che si perdono. Va. Ciao, dottore. Va. Signore me. Meglio che resta solo questo, perché da quando gli è fuso, se sei marita che c'ha a fare, la moglie che c'ha a fare, ditemi lo faccio. Io penso che lo primo biglietto l'ho perso io e disse che se lo scorda. Insomma, però che bello quando uno resta solo alla sua casa senza che uno ci rompa la testa. Ciao papà. Salutiamo papà. Lo vi un po' comuscio, papà. Certo, per forza possiamo restare solo. Solo voglio restare. Papà, non ci vinnemo per ti dire che Iennino, dopo tanto riflettere, decidemmo che te ne può bene rinciarne in altri. No, mi dispiace, entra le case di tia e di tesoro già ci sta assai. Io voglio stare alla mia casa, voglio stare. Non ti annerbare, lo marito, se no ti vieni assai. Ah va papà! Chi è? No, non ci vengo io alla Ma perché stare solo? Non ci vengo, io Ma voglio ora restare vedete solo, poi solo. vedemmo. Lascia capire tesoro. Buonasera, papà. Buonasera. Salutiamo, papà. Come mi chiami senza difficoltà ora tu, Papà. Prima che te ne usciva sta parola a papà, a tia, ti veniva la diarrea, ti veniva. Papà. Buono, a chi stato? A chi tu la diarrea ti ha mangiato come? Senti papà, io e Calogero, dopo una lunga riflessione, abbiamo deciso che tu solo un po' stare. Visto? E sono tu. Papà, in fin dei conti capiamo che ne manca veramente, va. Vero, ti dico, va. Signore me, vi presento le mie due genere. Mira Calogero e Nino Lanza. Mira Lanza, le belle prodotte, pigliatevele! Papà, ma ne manchi veramente però. Ah, vero. Papà, parisse una babbiata, non è la verità, papà. Papà, ascoltami, potremmo fare 6 mesi l'uno. Giusto, perché un mese già per Bossia può essere stancante, papà. Bossia merita di stare bello comodo, serbuto, riverito e coccolato, papà. Tutto quello che prima diceva io, ora lo dicono io. Papà, tutte cose già accattiamo. Un matarazzo ortopedico. La televisione. Le carte siciliane, papà. Un borotalco. E la pizza non la accattiamo spesso, papà. Va. Non ti deve affaticare di niente. E quando ci sono cose di sprugliare di libretto, di pensione. Ci pensiamo tutto un altro, tu non fare niente, a stare tranquillo e rilassato. Veramente così ci volesse pensare io, va. E poi non mi va di non mi affaticare, io mi voglio affaticare, ma mi voglio affaticare solo alla mia casa. Voglio restare solo. Papà, ma ci pensi mentre che mangi? Ti va qualcosa di traverso? Che ti la piglia subito l'acqua? O mentre ti fa lo bagno uscire che ti rompi la carina. O lo so sacro, o lo femore. O lo so lo coglio, un bacino. O mentre dormi e cade? Che ti aiuta a suscitare in terra? E quando la preme forti, tu è che ce la mette alla sua posta, papà. Mi ti risposto. Che O sogno mentre cammini casa a casa, cade e ti rompe una lamma. Che sogno sfortunato! Ma perché non venite tutte qua a fare in culo? Ma che è? Sì, signore. Lo facciamo per
per Bossia. Non volevamo che resta solo, in un momento di sconforto, cuccia a dare comporto, papà. Mi lo io comporto, che mi chiamo Turillo Comporto. Papà, ma perché sei così testardo? Io resto alla mia casa, solo. Anzi, in compagnia, perché se volete sapere, io mi marito. Ti marite! Si marita. Cucco! Pappalardi. Su papà, a che non riesci a fare queste 4 sorti? A che ti assai? Santo, se tuo padre si vuole sposare, a noi non ci interessa. La vita è la sua. Finiscila di parlare italiano perché non c'è bisogno. Santo, ma ci pensi tu a nella nostra casa al posto della mamma? Io sono aggiornata e preparata in queste cose. Io leggo e guardo la TV. Fotoromanze e telenovele. I servizi vi aspettano. Santo, i servizi aspettano Inda, dicillo. Non è vero, perché io quando arrivo nella mia casa mi metto subito a poliziare la mia casa, grilla, avanti. La tua casa brilla, tua moglie sgrilla e tu sei un brambilla sei. Pensa pittia tu. Prima mi vogliamo portare India, ora invece manco volete che si marita. Ma siete veramente facciole veramente, tutte quante. Sì, siete faccioli e ghiaccioli, tutti e due faccioli. Mi sta bene l'autorito e già sai. Calmatelo marito. Ma ho capito, non era che difendo lo suocero, la musulmane, cosa Che succede? Menora Donatella pizzica buona. Dalia chissà di quanto è presuntuosa, va. Faccioli si capace. Ma tu così, per dire che me faccio si può maritare. Lo sai chi è cattiva, non ti brucia, chi Chi ti dici? non ti brucia. Mi sta scappando la pepe. Ma te l'hai detto sempre, la carne è carne, lo brodo è brodo. E chi c'ha da bruciare? Tanto non c'è brucia niente, quando ne manco figlie. Davvero? Fatele fatti tu, e chi si cosa con te a tempo. E ma sbassa della mucca, pezza di lotta. Che per te resta chi è che dà il figlio no? Quel piace della mucca, cammino. Calmati, ora ci penso io, calmati marito. Ma siete veramente egoisti, che pensate sempre all'interesse e siete pure troppo chiacchierona. Ma lo vedete se fossi la padrona di casa, ve le basta tutte le chiavi e le lascio sull'assando, con una la bocca manco per parlare su mio marito. Certo, con una io menta come tia, come la capire la bocca per parlare. Che vuol dire? Santo, parla santo. Dicendo faccio cose, ma perché non parli? Ma fatta avanti, parlo. Non vede che sono convinta che sono io quando faccio parlare. Giusto dice mia moglie, ma ti siete faccioli e ghiaccioli, pensate solo all'interesse, avete la lingua tanta. E se fossi io, il padrone della casa mi levassi la chiave e levassi solo a sfondo, andavo la bocca per parlare. Che ti dice? Pensa perché io penso. Sì, un burattino sei, un buono. Usate le cattive. E ti ma come una bacchetta, ti ma come Pensate per Ma battere tu non sei. io con mia moglie la dicevo, a battere stessa con defettuti. Ma chi pone? Ma chi mi rappresenta la tua casa? Ma non trovare sta chiesa. Ma non capisce che fa l'interesse, che fa l'interesse, cretino. Sì, il papà si rimarita, la metà del terreno, la metà della pensione e la metà delle sordi. Resta la mattina, cretino. Annate, sto cose non interessano Interessa. più, dicelo santo. Andate, queste cose non mi interessano, diccelo santo. Avanti, che ti interessa a te? Ma pensa perché mi ha detto qua. Avanti. Queste forti voci che facevo. Ah, Peppino e Capolianetti. Niente erano, papà. E ci ho sacrificato con questa situazione. Niente l'hanno. Fare sempre tutto a fare. Come avete santo. Date vedere. Vero?
Se volete sapere io e mio marito, hai tutte cose pronte, hai. La moglie è pronta, il ristorante è pronto, l'albergo pronto, le ciure pronte. E a parte non mi mettono, non mi metto, io metto solo a minore Donatella e a mio figlio santo. Ma quando mi suona? Grazie papà, ringrazia. Grazie papà. E se devo maritare il marito, che papà, ti difendiamo sempre, vuol dire che ce l'hai spunta ancora. Papà, un attimo, poi parliamo senza faccioli per i piedi. Pure un attimo, e poi parliamo senza pupi di pezzi e burattini casa a casa. Papà, e siete potuti riflettere, Vicino. A di seguire le consigli delle figlie, papà. Delle figlie femmine e delle iennere, leali, onesti e sinceri. Conosco una. È che un pretendo non entra, papà. Vabbè, Pezzo di bavatone. Sgraziato. Aiutaci tu a raspallo. Va bene, ma aiutaci tu a raspallo. Vanno sempre contate, papà. Papà, non va a scusare, ma noi non ne capiamo le sue difese per scope. Però ne sappi chi è, che non ci capiamo che un vedovo che ancora si sente arzillo. Io non è che può restare solo, dicilo santo. Papà, se devo maritare il marito, noi ti difendiamo sempre, vero santo? quando vai il figlio una cosuzza che va cattata in zocco pulite, No, papà, lascia stare che poi suo figlio ci pare che veniamo solo per scroccare. Papà, lascia stare che poi mi sono, ci pare che ti scocco tutte cose io e mia moglie, per favore. Io non sai c'è un zocco pazzo. Santo, ma quando sei cretino, Santo? Avastava una volta sola ce l'avete a dire. A momenti si convinceva vero, da fare più furbo, Santo. Anzi, visto che vi stiamo difendendo, dice che si marita. Almeno poi alla sua morte, ci pensa che sa. Disgraziata, se manco mi farà la bocca per non mai dare Ecco qua. Grazie papà, però le lascia mia che io le facciamo stare meglio. E se si vuole maritare, papà, si marita. Papà, maritate, papà, noi che ti difendiamo sempre, papà, però alla tua morte pensami, papà. Prima che moro io, ti rompono le corna tu, vedo. Va bene. Monenne santo, cammina, monenne. Aspetta, una cosa c'è. Papà, però, lo sa che ti dire, chissà ce le dire. Se ti marito, papà, sta attento, basta che fanno un momento come un tesoro, per favore. Povero figlio mio, come la riducine. Ma io mio l'ora che mio marito. A così sogno in compagnia, mi prepara per mangiare, mi prepara il bagno, le robe e poi cerimonia però non ne faccio, alle mie figlie ci disse che la faccio, ma io non ne faccio, o me ne ci più solo. Quando mi rilasso te, va. Ciao, Tori. Casi, aspetta. Tutto fatto. Tutto fatto, Tutto fatto. Il titolare dell'agenzia mi disse che ce n'è una pronta a disposizione, però cerca un vedovo bello, arzillo, con una buona pensione, pieno di grana. Però non si facesse comandare delle sue figlie. Mi trova preciso. Allora, il titolare dell'agenzia mi disse che ci potremmo ir quando vuoi. Poi mi fece vedere la fotografia. Già, vero, com'era, Beggia. Beggia e tisa, bella vispa. Vispa come a mia. E lampedine come la via, Lampadine. Le lampedine. Che sono le lampadine? Le lampedine, Le lampadine. Sì, veramente non si vedono, era messa a braccia concerti. A braccia concerti. Che mica il fotografo si piglia? Come?
Abbraccia concerto. Abbraccia concerto. Aspetta. Non credo che via le lampadine a basso consumo. No, però a prima imbrundera, a prima vista ti posso dire che è buona per essere comunata. Sì. Il titolare poi mi disse che è a disposizione, già pronta. E se tu sei disponibile a vedere, anche domani vi potessi maritare. Vabbè, per ora vatinne che lasciami solo che mi concentrare. Sì, mi raccomando. Queste lampadine. Ma concentrare, perché voglio vedere come c'ha a dire, di come la pigliare, di un la pigliare. Mi dissi, non la può pigliare, la pigli. Importante è che per queste lampadine ci fosse un lampadario buono, perché non si sa. Quanto mi rilasso tecchia va? Non si può. Dove? Boh, nella cavalla c'è. Quando che sogno affacciata sta finisce, con tutto ci già strennescere che c'è stato, ma anche potuto venire. Ma ora che sei solo, non ti lascio facilmente. Tore, divento una tigre. E tu così, dici Millo che sei lo leone di Millo. Io mi scanto dalla tigre e dello leone per no. Tore, ma talia che bella roba che c'è là davanti e va cercando fuori. Tore, senti, tu ti mariti a mia, perché a sapere una cosa, la preferenza prima tocca alle confinanti e siccome stai giusto presso di tia, tu ti mariti a mia. Certo, se poi io non ti voglio, è tutto un altro paro di maniche. Ma siccome ti rosico, ti sporco, non ne voglio pizzoni, voglio solo tia. Non può essere. Perché tu eri amica di mia moglie. Lo sai perché su? Pure tu eri amico di mio marito. Ormai che ne sono mangiati di leverma, me ne caga, ti faccio ringiovanire di 20 anni, bene. Ma che si piglia? Che lei peperoncino si piglia? Fammi riflettere. Avanti. Rifletti. Senti, ascolta. Passano domani ti do la risposta, avanti, va? Passa una domanda. Sì, vattene. Io facciamo così. Dopodomani mi do la risposta. Però non mi devi deludere. A secondo. Anche perché da ricordare una cosa. Che cosa avesse a finire la luce? Queste lampadine di qua, allo scuro non lo vedi, no, non lo vedi, no. Ida lo piglia lo biglietto. Ida lo piglia. Meno male che domani sogno già maritato. Per lampadine aveva ragione. 300 kW là. La signora Olga Cavalla, ma ve lo immaginate chi sa ancora a mia perciò? A quella potesse spiccicare più. Ah, Carmela, non ti preoccupare Carmela. Non mi ci mettono guida, no, non mi ci metto. Tu che decidi? Con chi di lontano sì e con le vicine no. Non ti preoccupare che io me lo ricordo sempre. Io lo so che tu non lo sopporti che io resto solo. Ma nella mia vita c'è stato sempre tu. Prima. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore.
and just a gigolo. And everywhere I go, people know the part I'm playing. Chi duca ma brucia mia, e che al municipio non calcolare un idea, manco come faccio. Ma cercare di chiudere completamente le rapporti. Ma se no rischiamo di perdere anche lo picca. Picca picca, meglio picca canente. La signora Concetta sempre viva. Ma che razza di cognome è chissà? Era sì. Aspetta. Lo vedessi o papà come la chiamava? Citta. Era signora Olga mentre veniamo qua, mi tagliamo con due occhi sbarrati. Se ne poteva ammazzare, astorava che eravamo morti. Sicuro. Comunque, ma cercare di levare Nilla di mezzo il più presto possibile. O se no, fare orecchie di mercante e aspettare il momento giusto. Non ti viene in testa. Io ne faccio orecchie di mercante. A chi sta roba, non ce ne faccio portare. Questo è poco ma sicuro. A me, per dire la verità, non mi piaceva. Non mi calasco la vita. C'è troppo mariolo. Troppo. Ma anche a me mi piace lo cognato, sarà come maniera scuccuna che da che è. Non mi piace. Capace che si resigna all'hotel e mangiarci tutti i sordi. Sordi che ne potevamo trovare in tale nostro punto. Però si sente, sento un cielo, si sente. Non capisci niente. Ha voglia di già andare a farmacia. A cantare la saccata di passa qui. A chissà, non ci faccio godere niente. Se ne va a dire sulla talmente stava a stoppare, te lo dico io. A mia, la soro, mi parsi una babba casa. E poi, con mio mesoro, con ci fa. Ah, vero? Con il tesoro, non ci può. A caso. Rumori c'è. La casacchina c'è. Ciao, papà. Tale, corse che figero per mi aiutare qua la valigia. Ciao, papà. Ciao. Una vasatedda. Ciao. Benedica, papà. Prosit. Salutiamo papà. Non c'è bisogno che ne tocchiamo. Dure, salutare a tia prima. Prima a salutare la mamma, a mia moglie. Ma cigna peggio della camiglia. La stavamo salutando subito. Vero, prima dopo, non era lo stesso. Non è lo stesso. Lo rispetto. Si vede anche in queste piccole cose. E la prossima volta salutiamo prima Bossia. Certo. Salutate prima mia perché ve lo disse vostro padre. No, perché vi viene di lucore. Comunque noi ne volessimo riposare, va. Sì, lo capiamo che siete stanchi, va, veramente. Come mai era a questo orario? Venimo per levare qualche cosa di mezzo. Non c'è bisogno più né di lavare e manco di stirare d'ora in poi. Certo, perché d'ora in poi lo papà non è più solo, vero papà? Le lavanderie, perché ci sono? Le cameriere, perché ci sono? Queste sono cose che d'ora in po' nell'ammabbideria è mio marito. Io e mia moglie. Piuttosto, dove? Le chiavi della casa. Nella mattina non credo. No, per sfiducia. Ma sto già si rinescere a qualsiasi orario. Mi può dare fastidio. Giusto, se già se ne esce a qualsiasi orario può dare fastidio. Minchia, come un cognato santo si afferire, così. Giusto, la lavastoviglie un ginnè, vi late a cattare. Poi pigliativa una, chi vi lava e chi vi stira. E che entro poi questo callo che c'è, pigliativa un'altra che vi rifresca fino a luce di vetro. E le chiavi dentro, ve le dammo, ma intuitevi bene, è un capito annuggio però, Ma lei cui è? Cui è? Che manco tempo di già si vuole sparazzare delle figlie. Ossia, anzi lei è un'estranea, anzi peggio di
è strana. Anzi, ma che esisti proprio, va? Lasciami. Si macchianano lì 5 minuti. E se mia, macchianano lì 10 minuti. E se mia, macchianano lì 15 minuti. A 5 minuti la state portando a un'ora, la state portando. Buono, Papà, ma lo capisci a chi sta come un dettaligge? Li legge, li detto intra la mia casa. E ca con me marito. Bacchettone. Ah, vero. La volete finire ora tutte quante, eh? Lo sa che vi dico? A Moninne, prima che ne rovesciamo, quali cameriera, ma poliziano sempre A Moninne, buono, non ti nervare che ti smorca, poi chiotta. non sento da fare nascere. Certo che ha figli capitane. Ah, di essere tu manco scherzi, paro generale. Ma Dore, ma non è che possono già si rinascere. Quando vanno idde. Giusto è. Non è che poi già si rinascere quando vanno id. E poi, specialmente con questa fame che hai io. Ci giorna, a me facessi col carico fino a spartuto da tesoro. E a mia la fame mi sviluppava a ciossare. Dore, purtroppo tesoro, quando sape che ci sono io, kid, per forza si va a curcare con mia. Speriamo con me ne manca. Mai. Sapendo che sono maritata, kid viene più spesso. Io che mi curcare solo, ma curcare. E quando c'è Ida purtroppo è così. Ma avevamo tanto tempo. Avevamo tanto tempo. E a mia come va a dare a mangiare? Che sogno stanca. Meglio che ne riposiamo per Sì, riposiamo. a così poi siamo più rilassati. E ne viene meglio. Io sogno rilassato, sgrassato, eccitato. Dure, amma sistemare sto fatto delle tue figlie. Che fu? Troppo dura fu? Più tardi le chiamo e facete la pace. Pensiamo alla nostra camadora di pace. No, non può essere, no. Ma chiamali ora, Dore. Risolvemmo sto fatto, a così fa. Avevamo tanto tempo per pensare a Natale. Va bene, scappo e subito vengo, perché io non mi trattegno. Perdici te chiede tempo, spiegaci come dire d'accordo. E che è un sogno tinta. Non ti preoccupare, sogno preparato e sempre eccitato. Listo, va. Pronto? Io sogno la soro. Ancora di preciso non lo sacciano, se lava la posta, lava la banca, ma un bello mazzone di soldi lava di sicuro. Non ti preoccupare la soro, che subito tutte cose scopro. Mi disse che aveva un pezzo di terreno. La casa, non mi dispiace, no buona io. Non ti preoccupare la soro, che tutte cose ci scippo. Anche te credi tu che dopo 4 mariti un sogno pratica? Ci disse che quando ci sei tu, per forza andiamo a curcare insieme. Sì, la soro, le figlie, nave 3, due le conoscevo, parino due capitane, ma con mia l'orecchia l'hanno a calare. Sì, le marite. Uno più cretino dell'altro. Uno si raspa sempre, l'altro ha un dicchio. Vedi che quattro. L'altro mascolo è ancora non lo conoscono.
Peroni, capivo una minchionato preciso. E vabbè, va la soro, ciao, poi ti chiamare, ciao. Buongiorno, posso trasere? Prega, già trasera. Ah, che vuole? Piacere! E sogno Olga, la meglio vicina di casa di suo marito. Me lo immagino. Ogni tanto ci vengo a faccio, come con mare che vuole. Mi diceva, Olga, vieni spesso, e perché le mie figlie non è che vogliono venire sempre. E poi mi diceva, lavaci le mutande.